Cari amici, buon pomeriggio. Siamo qui oggi per raccontarvi i pozzi di Venezia e la salute dei veneziani. Noi siamo abituati a girare per la nostra bella città, che è costellata da una miriade di puteali, comunemente chiamate vere al pozzo, e non ci rendiamo conto della funzione fondamentale che hanno svolto nei secoli passati. Infatti Venezia è in acqua salata, ma non ha acqua dolce. Quindi uno dei primi problemi da risolvere per l'insediamento umano in queste terre incerte, in questo arcipelago, fu proprio quello dell'approvvigionamento idrico. E quindi si prese a modello chi già da prima si era insediato. I primi che erano arrivati nelle lagune, con intenti contemplativi, erano stati i monaci, in particolare i benedettini, e avevano organizzato la loro vita sociale, la loro vita comune, attorno alla corte, attorno a un cortile in cui avevano collocato una cisterna per l'acqua piovana, per raccogliere l'acqua piovana. Ecco, questo è uno dei casi emblematici di un monastero in un'isola, in cui al centro vediamo la corte lastricata, ovviamente, perché altrimenti l'acqua piovana si sarebbe sporcata, e al centro il puteale, la vera da pozzo. Ma se notiamo bene, ci sono anche sul selciato che è in discesa delle forine, cioè delle pietre forate. Come era organizzata questa cisterna? Faccio presente che a Venezia non si potevano certo creare dei pozzi artesiani, perché sotto si pescava solo acqua salmastra. E quindi si dovettero creare delle grandi fosse, vedete, di larghezza di circa 13,50 m, ma anche un più grande, se il campo era più grande, e scavare e fare in modo che venissero isolate. Al numero 1, al centro, veniva posta la canna del pozzo, ovvero il puteale. Al numero 2 c'erano appunto le forine, cioè queste pietre forate che consentivano all'acqua piovana, raccolta perché il campo era inclinato, raccolta sopra le forine, di penetrare nel fondo e di raccogliersi nella canna. Ecco un campiello in cui vediamo chiaramente sia l'inclinazione del pavimento che queste forine, che sono in una foggia anche molto semplice, solo delle pietre forate. E questa è la sezione invece del pozzo. Ecco, pensate a ogni campo, sotto ad ogni pozzo, c'era una fossa scavata per 4,50 m, larga appunto minimo 13,50 m, con un'apertura della canna del pozzo di circa 90 cm. Veniva isolata questa cisterna con delle banche di creta perché doveva essere impermeabile, perché come vi ho già detto l'acqua all'esterno era un'acqua salmastra, quindi avrebbe inquinato l'acqua dolce. Da sopra penetrava l'acqua piovana, dalle forine, che entrava nei cassoni. Al di sotto di queste forine c'erano appunto dei cassoni in pietra, anch'essi isolati dal contesto, e sotto, dove vedete tutte quelle punteggiature, c'era della sabbia di Punta Sabbioni. Era una sabbia speciale che consentiva all'acqua di filtrare e filtrando di purificarsi. Alla fine l'acqua aggiungeva appunto alla canna filtrata e pulita, pronta per essere attinta. Ecco quindi il sistema e il segreto per poter approvvigionare una città che fu anche molto popolosa. I pozzi furono creati, ovvero le cisterne veneziane furono create in tutti i campi perché dovevano servire all'approvvigionamento idrico del popolo, che non poteva certo pagarsi l'acqua potabile. Guardate, questo è il campo Santa Maria Formosa, nella pianta di Jacopo de' Barbari, vediamo che c'erano ben 3 pozzi. Vi era una campana cosiddetta dei pozzi, che dava il segnale al popolo, che si radunava e si metteva in fila davanti ad ogni pozzo, e il capo contrada apriva con le chiavi il coperchio di ferro che ancora voi potete vedere
Questi coperchi non sono moderni, ma ci derivano proprio dalla storia, dai secoli passati, perché l'acqua era un bene prezioso e quindi andava custodita. Quindi solo a una certa ora del giorno si apriva il coperchio del pozzo, tutta la popolazione con i secchi andava a prendere l'acqua e guai se impiegavano quell'acqua per le arti e i mestieri, perché costoro avrebbero dovuto farsi arrivare l'acqua a pagamento attraverso le barche acquarole. La fraterna degli acquaroli era impegnata a fornire gratuitamente per il popolo 100 burchi di acqua all'anno. Poi il numero fu anche limitato, ma comunque doveva fornire anche una parte di acqua gratis. Inizialmente la città, quando non era ancora popolosa, si servì soltanto dell'acqua piovana, ma poi, quando cominciarono a esserci anche 80.000, 100.000, 140.000 abitanti, evidentemente l'acqua piovana non poteva più bastare. E quindi ci si rifornì con dei burchi appositi, con delle barche acquarole, gestite da un'apposita confraternita, e che andavano ad attingerla. Anche qui, dove attingerla? Furono esaminati vari tipi di acqua, prima del Botenigo, ma venne poi abbandonata, all'inizio ancora nel 300, perché creava troppe gastroenteriti. E si scelse l'acqua del Brenta. L'acqua del Brenta, la quale era ritenuta essere più limpida e più buona e più sana, però bisognava andarla a prendere. E quindi si usavano queste barche acquarole che erano attrezzate appositamente per rifornirla. Vi erano i pozzi pubblici, vi erano i pozzi dei monasteri, quelli che avevano fatto scuola, diciamo, per quanto riguarda il sistema di approvvigionamento idrico, e vi erano molti pozzi privati. Ovviamente chi poteva, cioè i patrizi, ma anche i mercanti ricchi, all'interno dei loro palazzi si costruiva la cisterna privata e quindi poi si pagava il suo approvvigionamento idrico. Come si riusciva poi a far arrivare anche l'acqua piovana per evitare proprio che scorresse sempre e solo sul selciato? Ma semplice, nei campi pubblici ecco che si utilizzavano dei pluviali che erano pagati dal privato fino a terra e poi facevano confluire l'acqua piovana all'interno dei cassoni dei pozzi, e la parte ovviamente pubblica veniva pagata dalla Repubblica. Poi però quando vi dicevo l'acqua piovana non basta più perché la popolazione è troppo numerosa, ecco che l'approvvigionamento, vediamo sulla destra, è affidato alle barche acquarole che con speciali gorne, specie di grondaie, vedete in legno, caricano i pozzi. A sinistra c'è il sistema di distribuzione dell'acqua a pagamento. Ci sono delle donne, le bigolanti, alcuni dicono che nei tempi antichi erano anche le meretrici, ma questo non è detto. Comunque c'erano delle donne che portavano un bigolo, quella specie di legno ricurvo che appoggiavano sulla spalla, con agli estremità 2 secchi. Andavano a prendere l'acqua e la vendevano al secchio. A sinistra vediamo un sistema invece per pulire il pozzo. Talvolta i pozzi potevano essere inquinati da eventi atmosferici come le acque alte, a Venezia accadeva spesso, oppure potevano essere inquinate perché si faceva mercato o perché si portavano degli animali. Non dimentichiamo che per i primi secoli della sua storia Venezia ebbe la presenza dei cavalli, si andava a cavallo e quindi, ad esempio, c'era una campana che si chiamava trottiera, che era la campana che convocava tutti i nobili del Maggior Consiglio alla riunione e quindi tutti i nobili dovevano mettere a trotto i loro cavalli. Quindi era una città che aveva come modello
le altre, ma un po' alla volta, proprio anche grazie alle esigenze dell'approvvigionamento idrico e dell'igiene dei campi, ecco che il cavallo sparisce, sarà soppiantato dalla barca da trasporto e i campi diventeranno più puliti e lastricati. L'altro problema era quello del far mercato sui campi e i venditori ambulanti potevano anche sporcare e quindi il magistrato alla sanità, che aveva sede proprio sul bacino di San Marco, cioè 3 provveditori alla sanità che furono nominati per la prima volta nel 1486 e restarono poi stabili dal 1489 fino alla fine della Repubblica. Questi 3 provveditori venivano nominati una volta all'anno, cioè avevano un anno di durata e erano poi sostituiti periodicamente e dovevano quindi badare anche all'igiene dei pozzi. La salute dei veneziani era strettamente legata alla qualità delle acque potabili. Ecco, vedete, questa è un'immagine che è recente, che dimostra tanti piccioni, ma anche allora il problema degli animali sulle sogge, cioè sui gradini intorno ai pozzi e sopra le pilele, costituiva un problema igienico. E quindi anche i venditori con le chebe, cioè con queste gabbie con i volatili, perché si faceva mercato in molti campi veneziani, costituivano un problema. E così pure sulla stampa che vedete qui a destra, vedete che c'è un bue che stanno portando al macello e c'è un cane che cerca di mordergli un orecchio. Bene, questa era una consuetudine che veniva duramente repressa, perché quando questi poveri animali venivano portati a macello, vi era chi non perdeva l'occasione di far esercitare il proprio cane alla caccia del bue, che era una caccia che si faceva proprio nei giorni di carnevale e durante la quale si aizzavano i cani a mordere le orecchie ai buoi. E questo era gravemente punito proprio perché altrimenti questi poveri animali arrivavano al macello con un fegato così e quindi con una carne anche ben poco digeribile. Dietro alla costruzione dei pozzi c'era quindi un investimento anche economico notevole e per questo motivo nei pozzi pubblici non mancava mai l'emblema del Leone di San Marco. I nomi dei provveditori di comune, che erano quelli che gestivano la loro costruzione, ma soprattutto voi vedete, ecco, campeggiava in ogni vera da pozzo il Leone di San Marco. Ecco, questo è l'esempio più unico che raro di una vera da pozzo in cui il leone è rimasto, perché nel 1797 con l'arrivo dei francesi e quindi con la municipalità provvisoria vengono scalpellate tutte le immagini dei leoni da tutti i pozzi veneziani. Questo è un pozzo che è sopravvissuto perché semplicemente si trovava nel Lazzaretto Nuovo, dove non si pensò di andare a scalpellarlo. Un altro segreto per evitare che il pozzo venisse inquinato era quello di sopraelevare la cisterna, perché le acque alte erano frequenti, quindi se l'acqua salsa entrava dentro le pilele e penetrava negli strati più profondi, era molto difficile riuscire a bonificare quello che l'acqua salsa aveva inquinato. E quindi talvolta si preferiva abbandonare un pozzo inquinato piuttosto che cimentarsi con le pompe dell'arsenale per buttare continuamente acqua dolce e per pulire gli strati più profondi. Allora ecco che si cercava di ovviare a questo inconveniente alzando tutta la parte della cisterna in modo tale che la parte affiorante, la parte calpestabile della cisterna, in modo tale che l'acqua salsa durante le maree eccezionali non potesse raggiungere le pilele. Ma la cosa interessante è che all'inizio del 600, proprio in seguito ad una eccezionale alta marea, si decise di nominare per ogni contrada un nobile, un cittadino, affinché controllasse attraverso i facchini degli stazzi tutti i pozzi e
facesse intervenire immediatamente tutti i facchini di Venezia per bonificarli a qualsiasi tipo di evento che lo inquinasse, in particolare le alte maree. Ma l'organizzazione era molto difficile, vi devo dare due nozioni su questo. I sestieri di Venezia erano divisi in contrade. Ad esempio San Marco aveva 16 contrade, San Polo e Santa Croce ne aveva 9. Tutta Venezia era divisa circa in una settantina di contrade. Ogni contrada aveva il suo parroco, aveva i suoi stazi con i facchini. Gli stazi erano i posti in cui attraccavano le barche e in cui c'erano dei facchini che aiutavano a pagamento a scaricare le merci o facevano i vari lavori appunto legati alla viabilità. Questi stazi erano i punti di riferimento e i facchini erano il personale che era tenuto ad intervenire per pulire i pozzi. Ad esempio, quando stavano per crescere la marea, si suonavano le campane e i facchini degli stazi con della creta dovevano intervenire sui pozzi di loro competenza per chiudere le forine, in modo che se l'acqua alta raggiungeva le forine non potesse penetrare. La creta, ovviamente l'argilla bagnata, era impermeabile. E poi dopo dovevano ripulirla, passato il pericolo. Nel 1727 ecco che abbiamo una terminazione ancora più precisa, più particolareggiata, per fare in modo che da questa rete organizzativa non sfugga nulla. Perché evidentemente bisognava fare il censimento di tutti gli stazi, di tutti i facchini, e dare a ciascuno il compito di sorvegliare determinati pozzi, proprio per evitare che si scaricassero le responsabilità. Vedete, questa per esempio è la parte dedicata al sestiere di San Marco, che avevano facchini, scusate, 304, in stazi circa 16. E per ogni stazio c'era il pozzo di riferimento. Per esempio di San Basso San Gimignano, il pozzo in piazza alle Erbe, in campo Ruscolo e così via. Questa è l'organizzazione. I facchini in tutto da questo censimento risultano essere 1041 in 63 stazi in tutta la città. Questa è un'altra terminazione in cui appunto si specifica che tutti i facchini devono intervenire e che l'acqua per uso dei pozzi dovrà essere unicamente presa alla seriola. A partire dal 1600 si scava un canale non navigabile del Brenta che servirà esclusivamente all'approvvigionamento idrico. Più volte si lamenta che la qualità dell'acqua non è buona, che il trasporto è molto precario, che quindi un'acqua inquinata può creare non pochi disagi alla popolazione in termini di febbri, di gastroenteriti e così via. Quindi si precisa anche, l'ho evidenziato in questa terminazione, che l'acqua dei pozzi pubblici sia riservata soltanto a sollievo dei poveri e non alle arti e mestieri, con anche delle contravvenzioni non da poco. Dunque un'organizzazione della distribuzione dell'acqua potabile complessa, costosa, problematica, che diventava poi tragica in occasione delle eccezionali gelate, quando la laguna si trasformava in una morsa che non consentiva la navigazione e quindi non consentiva alle barche acquarole di arrivare fino alla foce del Brenta, fino alla Seriola, a prendere l'acqua per approvvigionare i pozzi. Questa immagine è un bel quadro che ritrae quasi con un tono giocoso questa situazione del ghiaccio che consente di arrivare fino a Mestre a piedi.
Siamo nel 5 gennaio del 1788, More Veneto, cioè il gennaio More Veneto è l'ultimo mese dell'anno precedente, non il primo dell'anno seguente. Ci furono poi molte altre gelate, 1754, 1792, 1796, però questa del 1788 ci ha lasciato una preziosissima traccia, una cronaca che ho trovato nel fondo dell'Arsenale, che racconta giorno per giorno quella che è la lotta contro questa morsa del ghiaccio. Il ghiaccio è tanto spesso e vengono mobilitate centinaia, 166 barche e centinaia di uomini, più di 800 uomini dell'Arsenale. Viene presa come testa di ponte l'isola di San Giorgio in Alga, quella più vicina, più raggiungibile e più vicina alle foci del Brenta. E si comincia con tutti questi uomini arsenalotti, ma anche nicolotti. I nicolotti sono poveri e nelle relazioni del padrone dell'Arsenale che dirige la spedizione c'è anche la supplica di mandare delle coperte, delle schiavine. Questi non sanno dove dormire, non sanno come coprirsi, eppure lavorano in maniera indefessa. Come si organizza la spedizione? Si dividono in 4 squadre di barche e si comincia a frantumare il ghiaccio. Si comincia a incunearsi in questa tavola di ghiaccio e quelli dietro ad aprire il varco e a spostare i pezzi di ghiaccio frantumati dalle prime barche che a Cuneo stanno inserendosi verso la Seriola, verso il Brenta. Solo che quello che fanno di giorno, la notte viene disfatto, perché si alza il vento e il vento ricaccia nell'alveo rotto di nuovo il ghiaccio, i pezzi di ghiaccio. Quindi alla disperazione però in 5 giorni, il 10 gennaio, riescono ad arrivare con un lavoro veramente pazzesco alla foce del Brenta. E da qui partono i primi approvvigionamenti per la città, ma ancora non si ha l'acqua. E in città si cerca di accumulare la neve che resta, perché era anche nevicato, sulle forine per fare in modo che si sciolga e per fare in modo che i pozzi possano approvvigionarsi con quella poca acqua della neve sciolta. E i problemi alla foce del Brenta si moltiplicano, perché bisogna risalire il fiume e allora un'idea geniale, un burchiello lamato. Si fanno fare 2 lame enormi, si pone sopra un burchiello e lo si fa tirare da 10 coppie di buoi. Ovviamente i buoi sono sull'argine e i buoi riescono a tirare il burchiello lamato che taglia il ghiaccio e dietro le altre barche lo frantumano e si riesce ad andare avanti, si riesce finalmente ad arrivare quasi fino alla Seriola, ma c'è un'ansa. Le 10 coppie di buoi riescono a tirare il burchiello in linea retta, ma non ce la fanno nell'ansa. E qui è la disperazione. E qui, fortunatamente, il 13 di gennaio comincia a piovere. La temperatura si alza e Venezia è salva, perché i pozzi si approvvigionano e finalmente riuscirà anche ad arrivare alla Seriola. Ecco, questa è una pagina della vita, della storia di questa città anfibia che appunto dovette inventare tante soluzioni proprio per risolvere i problemi del suo territorio. Ma un'altra particolarità, nel 1768 il magistrato alla sanità deve constatare un altro problema, la presenza di cani rabidi, la presenza della rabbia. E allora ecco che decide, poiché i sintomi della rabbia sono palesi, non si sa quali siano le cure, ma si capisce che questi animali hanno un comportamento reattivo nei confronti della vista dell'acqua. E quindi, in questo proclama del 1768, il magistrato alla sanità ordina che tutti i bottegheri abbiano fuori dalla loro porta delle tinozze cariche di acqua, in modo da individuare la reazione dei cani rabidi, che potrebbero portare a morte le persone che poi mordono. Fanno anche delle ordinanze speciali
perché tutti i padroni di cani mettano la museruola e perché i cani vaganti siano abbattuti con una ricompensa al loro capitano. E ecco, queste sono le immagini, vedete, sarà dovere a tutti i botteghieri, erbaioli, calegheri, ciabattini, perrucchiari e venditori del caffè tenere tutto il giorno fuori dalla porta delle loro botteghe, in sito esposto sulla pubblica strada, una mastella di acqua dolce. E anche è interessante appunto la descrizione dei sintomi del cane rabido, con segni di spuma alla bocca, renitenza al bever dell'acqua ed agitazione straordinaria del corpo. Ecco, per questo motivo anche sui nostri pozzi fu lasciato un segno. Nel 1795 si decide di scolpire in ogni zoggia, cioè in ogni scalino che contorna la vera del pozzo, ogni base di vera del pozzo, queste bacinelle, perché era molto facile riempirle quando si andava ad attingere l'acqua, dovevano essere sempre piene appunto per gli animali, non solo i cani rabidi, ma poi lo saranno anche per tutti gli animali che vivono in città. L'approvvigionamento idrico resta così anche durante la rivoluzione di Manin e durante i bombardamenti del 1849 noi possiamo ipotizzare quale sia stata la situazione igienica della città, che per approvvigionarsi d'acqua aveva dovuto riaprire le uniche polle sorgive che si trovavano alle Quattro Fontane al Lido. E quindi la situazione già igienica, che era una situazione precaria perché da luglio era scoppiato il colera, diventa drammatica, tant'è che il Manin si dovrà consegnare agli austriaci non solo per la fame, ma anche proprio per il colera e soprattutto per il colera. Dunque il colera è una malattia, lo sapete, che provoca disidratazione, diarrea, e quindi sono queste due condizioni che richiedevano molta acqua potabile, acqua corrente, cosa che Venezia non aveva. Ecco quindi un altro fattore che rese più tragica la situazione del 48. Dopo il ritorno degli austriaci in città non si fecero grandi innovazioni e l'approvvigionamento restò sempre con i pozzi, anche se tutti gli ingegneri, tutte le persone che amavano Venezia, i cittadini veneziani e quindi anche i governi poi in epoca italiana, pensarono che era necessario ricorrere ad un nuovo approvvigionamento idrico. Il dibattito durò molto, soprattutto perché molti di questi pozzi, guardate che bella questa statistica che è relativa al 1858, molti di questi pozzi erano altamente inquinati. Ve n'erano nel 1858 180 di pubblici in tutti i campi, le piazze, cioè accessibili al popolo, contro 6.602 di privati. Ma se guardiamo quanti erano inquinati, beh, il numero era piuttosto grosso, era piuttosto alto di pozzi inquinati. 2.198 erano in cattive condizioni dei 6.602 privati e in cattive condizioni su 180 pubblici erano solo 24, ma la percentuale era comunque elevata. Finalmente si giunse, alla fine di molti dibattiti, si giunge alla scelta di creare un acquedotto, di posare una condotta, cioè sublagunare, che arrivasse e che portasse le acque della Seriola fino a Venezia. Acquedotto che fu inaugurato il 20 giugno 1884 con una grande celebrazione. Questa è l'immagine dell'invito per l'inaugurazione e vediamo il tragitto che questa condotta dovette compiere dalla Seriola sotto i Moranzani e dai Moranzani sotto la laguna fino a Venezia. E poi da Venezia si diramarono tutte le condutture in tutti i campi, i campielli. Ecco, questa è la posatura della condotta sublagunare e questa è
la fontana per l'inaugurazione del nuovo acquedotto il 23 giugno 1884. Dove arrivò l'acqua inizialmente, l'acqua arrivò nel centro storico, poi ecco che vedete fu portata anche nelle isole, sempre con la posatura di tubi sublagunari, e l'acqua dei pozzi continuò ad essere usata per le attività artigianali, cioè proprio per quelle attività alle quali era stato proibito per secoli di poterla utilizzare. Questa è anche l'immagine che dimostra dove arrivavano inizialmente le acque e quindi da dove veniva distribuita, cioè vicino ai pozzi furono fatte delle fontanelle e quindi il campo continuò a restare un centro di diffusione dell'acqua. Le donne veneziane lavavano in campo perché c'era la fontanella e poi invece con la modernizzazione e col progresso ecco che si dotarono anche tutte le abitazioni di acqua potabile. E qui siamo ai giorni nostri e quindi tutto quello che vi ho raccontato praticamente è la memoria di come la città ha vissuto inventandosi questa civiltà anfibia, cioè inventandosi queste misure, questa organizzazione particolare che consentì appunto a Venezia di vivere nell'acqua salsa, però riuscendo ad approvvigionarsi di acqua dolce, prima appunto grazie alle vere da pozzo e poi finalmente con l'acquedotto. E ovviamente la salute dei veneziani dipese direttamente dal tipo di approvvigionamento idrico per molti secoli. Questo è il libro in cui potete trovare degli approfondimenti che si intitola appunto Venezia civiltà anfibia. E per oggi vi saluto e grazie.